Do il benvenuto al primo ospite di questa sera, è il neo segretario del rinnovato Partito dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, credo al suo debutto tra l'altro alle tribune elettorali, sbaglio? Buonasera a voi, no, è certamente così, è il debutto alle tribune politiche. Quindi è il debutto delle interviste e il debutto dell'intervista per lei come segretario del nuovo partito. Nuovo perché l'Italia dei Valori, lo ricordiamo, al momento ha propri eletti solo al Parlamento europeo, viene da 2 anni difficili, si presenta rinnovata e con grandi ambizioni perché voi partecipate alle elezioni europee e partecipate da soli, non vi siete alleati con nessuno, quindi è una sfida coraggiosa raggiungere la soglia di sbarramento del 4%. Coraggiosa e aggiungerei leale. Noi abbiamo ritenuto di non fare strane accoppiate con nessuno, come sta capitando. In molti si stanno mettendo insieme per cercare di superare l'asticella del 4%, per poi dividersi all'indomani delle elezioni, ognuno torna come prima. Bene, noi riteniamo che non bisogna ingannare gli elettori ed è per questo che l'Italia dei Valori si presenta col proprio simbolo rinnovato per rinnovare le nostre battaglie. Lei ha detto proprio pochi giorni fa, noi vogliamo un'Europa diversa, garante dei cittadini e non delle banche. Come non essere d'accordo su questo principio? Concretamente quali sono le vostre proposte? Intanto noi non lo diciamo da oggi, ma lo abbiamo sempre detto e anche i nostri parlamentari europei hanno agito in questa direzione. Questa Europa a noi non piace perché è un'Europa che ha favorito i paesi più forti a danno dei più deboli. Noi vogliamo essere europei, non tedeschi per capirci. E allora le banche devono avere un ruolo fondamentale. Riteniamo di istituire un tasso soglia di usura europeo per fare in modo che anche in Italia le banche finanzino le piccole e medie imprese non al 10% come accade o forse anche di più quando lo fanno, ma come le banche tedesche al 2%. Vedrete che le imprese italiane saranno sicuramente più competitive, ma lì bisogna fare una battaglia all'interno del Parlamento europeo per fare in modo che ci sia questo tasso soglia. La BCE eroga al 0,25, non si capisce perché in Italia le banche debbano farlo al 10%. In questa campagna elettorale alla vecchia contrapposizione destra-sinistra si è sostituita, sembra quella pro-euro contro euro. Voi dite restiamo nell'euro ma a condizioni molto diverse. Quali sono le condizioni che ponete? Certamente sì, il problema non è l'euro, è cosa ne fai dell'euro. In Italia purtroppo il cambio euro-lira è stato fatto in maniera scellerata e siamo impoveriti del 50%, abbiamo perso il nostro potere d'acquisto in una giornata per come abbiamo utilizzato l'euro. Allora l'euro deve essere pari opportunità per tutte, per intenderci. Contratto collettivo di lavoro europeo per noi significa che i lavoratori italiani devono avere gli stessi diritti e gli stessi stipendi dei lavoratori europei. Non è praticabile che in Italia il lavoratore, quello che ha lo stipendio, ha una media di 1.500 euro a fronte dei 2.300 della Germania, 2.100 della Gran Bretagna. Allora ciò significa che dobbiamo avere pari opportunità. L'euro deve funzionare dappertutto e attenzione, questo non è che coincide con un maggior costo della vita in Germania. Per esempio la casa in Germania costa il 44% meno che in Italia. Allora il problema serio è come utilizzi questa risorsa che può essere moneta unica. Costa come tasse? Perché mi sembra no, costa come acquisto. Se tu vuoi acquistare una casa in Germania costa in media il 44% in meno che in Italia. Allora capite, uno stipendio più alto di 800 euro e una casa che è il bene principale che tutti cercano di avere, che costa il 44% in meno, metti in moto l'economia così. In Italia è esattamente il contrario, stipendi più bassi e costi più alti. È chiaro che l'Italia non va avanti. Voi siete per un processo di equiparazione su più fronti, perché anche il sistema fiscale lo vorreste equiparare in tutti i paesi d'Europa, però attualmente le regole in vigore non lo permettono. Come pensate potrebbe realizzarsi? Certamente sì, è necessario. Allora, se siamo Europa dobbiamo esserlo veramente, quindi dobbiamo avere pari opportunità. E allora le pari opportunità significa un fisco che applichi gli stessi tassi. Pensiamo, in Italia le piccole e medie imprese, che sono il perno della nostra economia, pagano comprensive anche del costo dell'energia il 46, il 47% rispetto a una media tedesca, francese del 20-21%. È chiaro che nessuna nostra impresa può essere competitiva sui mercati europei se ha già tasse più alte del 26%. Allora un fisco europeo che vada a moderare questa imposizione italiana che è altissima, con una riduzione del cuneo fiscale, quindi l'incidenza dello Stato sul costo del lavoro. Lo Stato riduca gli sprechi, ma francamente che continui a tassare blocca l'economia e quello che sta accadendo è che l'Italia oggi per questo sistema cresce meno della Grecia. Pochissimi secondi a disposizione, mi dica quali sono le prime 3 proposte che voi fareste dal Parlamento europeo.
Punteremo sull'ambiente con forza e con decisione. Siamo convinti che la green economy sia il futuro, 5 milioni di posti di lavoro, e poi pensiamo che un'Europa nuova debba essere un'Europa denuclearizzata. Noi dell'Italia dei Valori abbiamo sconfitto il nucleare in Italia con il nostro referendum, riteniamo che anche l'Europa debba farlo, perché non ha senso denuclearizzare l'Italia e avere il nucleare alle nostre porte. È un'altra cosa, no agli OGM per la salute dei cittadini italiani. Grazie. Grazie Ignazio Messina, che saluto.